più a posto, no, no, mi stai vedendo purtroppo io tengo ancora questo problema con la webcam, che tengo la webcam che ho cesso, no, quella del computer, allora sai, mi taglia la capo, cioè, non ci faccio caso se sono tutte arrosacate per entrare nell'inquadratura, perché sennò hai saputo il computer là e salto là basso, quindi se mi metti più dritto mi vedete buono, se mi metti più innanzi mi vedete sulla, comunque non vi spaventate, è un problema di webcam. Niente, no, ho spicciato la televisione perché sto collegato anche io con le Iene, perché la città insomma, ha giocato la voce, no? Me lo sto vedendo anche io, ma più per compagnia, no? Perché secondo me pure lo sta prendendo lei, e quindi e poi non ci capito, che stanno facendo un servizio, non so se avevo fatto i markets, rossi, là, mi interessava perché mi pare che sono andati da markets e non so, cioè, hanno buscato, non lo so, comunque vabbè, mi incuriosiva vedere questa cosa e vabbè, niente, voglio, siamo qua e a già vi saluto perché se no Moat, perché oramai è diventata una cosa di minaccia, su fatto se non vi saluto, no, sto scherzando. Allora, voglio salutare Michele Centanni, prima di tutto, poi c'è sta Alessio Di Stasio, grandissimo, e Lorenzo Calò, ecco, voglio dire che finalmente mi sono ricordato che Lorenzo mi ha regalato al raduno che abbiamo fatto a Piazza del Plebiscito a luglio, mi ha regalato questa medaglia che ora non ho messo, Lorenzo, solo perché c'è una cosa che mi sono ricordato perché me lo stai chiedendo da mesi, non ho messo perché praticamente è inutile, tanto si vede, si me la metto, quindi la prendo così nelle mie mani, è la medaglia del Super Sandro, che veramente è stata una cosa fenomenale, Lorenzo, guardate che ha combinato, cioè si è messo proprio lì, ha ritagliato un foglio di cartone, l'ho appittato e ha scritto Super Sandro, cioè veramente una magia di Lorenzo Calo, che ringrazio, veramente voglio bene, la metto qua Lorenzo, ce l'ho qua vicino a me. E poi andiamo avanti, chi ci sta più? Luigi Esposito, Cerro, mi raccomando, saluto, Jenny Pisani, saluto Cerro, Pierluigi Sullo, salutami per piacere, ti saluto anche a te per Luigi, Matteo Lamberti, non mi fa scordare e Pasquale Chiaro che mi ha scritto in privato, stasera non mi fai un saluto, ti considero una grande casa caduta, anche in rima, gli ha rischiato, però che io sai che a me mi piace di essere considerato una casa caduta, quindi avrei potuto anche non salutarti, ma non è vero. Saluto Marianna Io, dice Gaetano Piacente, dice sta più, ho coronato che mi ha scritto in privato, perché non ha avuto modo di, non ha avuto tempo di scrivere saluto un po' più delle carte come faccio solitamente, quindi sto andando a vedere nella posta chi mi ha chiesto di essere salutato. Aspetta un attimo, Francesco Romano, non lo so, io comunque sono un po' grippati. Andate su YouTube, casomai scrivetemelo là e vi saluto direttamente dai commenti di YouTube che vado a vedere proprio in questo momento. Va bene, chi c'è sta? Eccolo qua. Allora, già leggo. Aspetta, fammi stoppare un attimo sta cazzo voce. Eccola qua. Ogni bacco mi ho stoppato la voce. Già vedo Vale Catanzaro, Antonia Mennillo, Alicmo Bassone, grandissimo. Ecco qua, Alicmo Bassone, buonasera Cerro. E come sempre, un buonasera a mamma YouTube che Halloween, scritto proprio Halloween, proprio come si pronuncia, si è tradottuta che la caramente è, ovvero una grande proasa. La mamma di YouTube che io nominerei poco, pure perché ultimamente non so se vi ricordate quando l'abbiamo nominata Zumbaia diretta, quindi teniamoci sempre a bada con le parole, cioè nominiamola meno possibile, perché si ama non stasera che sembra andare tutto per il verso giusto, per come potesse zumbare la linea, e quindi evviva la mamma di YouTube, giochiamola su questa psicologia inversa. Vale Catanzaro la saluto, che saluta pure all'Ittimo Bastone, infatti ho visto l'altra volta avete fatto amicizia proprio proprio nella chat, che è veramente il mio piacere. Ci sta chi è Fiocchi GIFX, una cosa che si GFX, non so se ti ricordi, sono YouTube Game e da un sacchissimo, mamma mia, ce lo voglio bene, grandissimo YouTube Game. Io mi ricordo appunto del tuo nome, che era il tuo account, forse Cagnata account, non lo so, e mi fa piacere che sei ritornato anche sotto altre vesti, un altro nome. Alessio Enigma, grandissimo Alessio, salve presidente delle case cadute, ti sto facendo un piacere, sto diffondendo il detto si una casa caduta in un palazzo sfravagato. Grandissimo Alessio che abita a Caserta, quindi sta diffondendo nel casertano il casacadutesimo. A proposito Ale, ti volevo dire una cosa perché ieri pensavo a te, perché facette una pubblicità ieri con Parai che io non capii bene, nonostante stavo seguendo attentamente, che mi pare, non mi voglio sbagliare ma tu sicuramente lo saprai,
sta a fare Rocky, cioè nel senso dovrebbe fare cioè Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3, cioè fino a Rocky 6 penso, dovrebbe fare sulla Rai, correggimi se sbaglio, perché poi questa canale ci capito manco un cazzo, perché può essere forse che siano degli incontri di box che devono fare sulla Rai e me l'hanno spacciati per dei film di Rocky, ma non stacci su un tipo pagaggi pezzo papà, comunque dovrebbe essere o che fa Rocky o sono degli incontri di box, scusate il si facendo routine perché ho mangiato da poco quindi però comunque fammi sapere Ale tu che su Rocky sei più informato di tutti. Antonia Mennillo, buonasera a tutte queste belle case cadute, grandissima Antonia Mennillo da Ercolano, la nostra ex Miley, Passion Zuro no Pascal, addirittura questo si chiama così, che vogliono sto paziente, e questo è il suo nome, Passion Zuro no Pascal. Buonasera Cero, finalmente riesco a vederti live, ti voglio più casa caduto del solito stasera veramente io sono proprio in forma, ha rispettato 3 ore un pullman a Piazzale Tecchio, quindi veramente sono bello caldo all'anime di testa vecchia, veramente oggi è stato proprio un buon racconto, ma anche perché sennò perché vabbè stiamo girando uno sketch, no? E ci serviva questo pullman, ma da credere ragazzi ci serviva che io devo entrare in questo pullman col giorno, quindi siamo scesi alle 3:30, no? Mo' 3:30 di giorno, scure notte, 5:30 e 6 più o meno in questo periodo. Voi non mi crederete, ma è scurata notte e sto pullman non è passato, cioè non è venuto allo stazionamento, cioè proprio fa capire, no? Noi bot facciamo i sketch e tutto questo, ma gli sketch siamo noi che andiamo a fare sketch, cioè ci vorrebbe una telecamera su di noi, su me e Vincenzo, che oggi praticamente siamo scesi a vacante, abbiamo perso mezza giornata per fare una scena in un secondo, per mezzo su spaccimi pullman che non è passato, proprio fa capire. 3 ore in traffico, vuol dire proprio in la macchina per tornare a pianura, cioè si mi scese proprio a vacante, proprio a casa caruto vera, perché per fare una scena in un secondo e mezzo, per farvi capire che volte noi facciamo i sketch, ma lo sketch è lo sketch nello sketch, questa è la cosa più drammatica diciamo, della cosa. Vabbè, comunque Vale Catanzaro, bello questo ciuffetto questa sera, no, non lo so, vabbè voglio capire se stiano raggiungendo proprio dei culmini, ma la c'è a tagliare perché questi cazzi capi subito crescono, vabbè. Subito crescono, però nello stesso tempo li sto anche perdendo, cioè è speciale sta cosa, dici, ma che è un paradosso, no? Ma chi l'ha così? Cioè i capelli più si fanno sempre più lasci, però crescono, che sono quei pochi che sono rimasti, crescono a dismisura e ti fanno rifondere i soldi rubabili. Vincenzo Perrotta, scusami, t'ha già visto e t'ha già perso. Ciao, saluto. Gianfri Picardi, grande Cerone, sia numero 1 a Rop l'MD, ma Rop Roberto Callino, credo, e poi forse dopo l'MD, quindi sarò il numero 3 più o meno, vabbè, come mi accontento almeno il podio. Alex Sabiese, sera Fabrizio a posto, che si dice novità, grandissimo Alex Sabiese da Castellammare addirittura, no, tutto a posto, nessuna novità, a parte il fatto che oggi ha rispettato l'euro umano e non abbiamo fatto manco. Vincenzo De Lucia, buonasera Cerrone, felicissima sera a tutti questi signori ingruattati a questa comitiva e sparagnatura. Bellissimo questo, oramai sì, condividiamo questa passione del risparmio, io spero anche voi che siate sparagnatori come me. No, sopra un attimo la banda dei terreni, 14, no, 11 arresti in gioco proprio a televisione maggio, mettere più vicino. No, vabbè, un servizio di linea. Comunque, Duca Nero, chi è che Duca Nero, fa paura su nome? Frank, ma se per Halloween invece ti chiamate Frank e Cerrone, non ti chiami Frank e Torrone? Vabbè, alle case di Torroni caduti. Sai perché sta manca Frank, non ci chiamiamo nemmeno più Frank e Cerrone, però vabbè. Lorenzo Calò, buonasera a tutti gli spettatori della live, grande educazione, qui tutti salutano tutti. Vabbè, ammannanza, altri come Gina Lungo, grandissima Gina, che saluto, grandissima Gina. Buonasera a tutti, Cero, io oggi ho stemmato più chita morti di te perché oltre ai mezzi pubblici ho acchiappato rifiuto sia dalla banca che dalla posta. Non lo so, penso che stai riferendo a qualche prestito che ti hanno rifiutato, ma pure a me mi hanno rifiutato un prestito, poi cioè vabbè, un butta spiego proprio questa storia perché si ci pensa con frega, cioè mi accattano spaccimi telefonini e merda, no? Cioè non mi hanno dovuto fare un finanziamento di 400 euro, cioè cosa passo e mi daranno prestiti a Mariul, a pensionati che stanno per morire, a poco pure di morte, c'erano i prestiti, proprio, cioè a me mi hanno dato prestiti di 400 euro, per cose proprio passo, quindi ti sono molto vicino
e ti capisco per questa cosa qua. Comunque, Gianfilippo Picardi dice luce in tutto anno e poi una latrina e tutti i pullman, passa pure per secondigliano, salutami, cioè mi fai un favore, sì, ti saluto Gianfri, pare che stai piangendo, ti saluto, basta che lo scrivo, io ti saluto, non è che, cioè se non ti saluto perché non leggo il commento, non è che sono cattivo, che non so. Antonio Menilo, c'è tu, che hai fatto sabato sera per Halloween, noi ce ne siamo minuti in coppia con kart e ha già fatto pure un incidente ma già acceso, questo mi dispiace, ridi però, cioè, quindi penso che non si è fatto niente. No, io sono stata a casa perché praticamente non è che avrei fatto chissà quale festeggiamento, pure perché non passa anche poco pagare, no? Non di festeggiare Halloween, proprio in generale, proprio di certe festività. No, sono stata a casa perché praticamente c'è stata mia moglie con la febbre, mo c'è passata per fortuna, e quindi sono stato qua a casa, e quindi immagino come fatto un cazzo, questa è la verità. Comunque, Lorenzo Calò, però belli go-kart, mi ha fatto pensare ai go-kart che io sono andato ma proprio anni fa in questi go-kart e mi sono divertito assai. Cioè, i go-kart e poi facevo anche quelle mini moto, non so se le conoscete, quelle mini moto piccoline, che non vorrei che rosato, perché io dicevo, ma come, cioè, se venuto un magno chiattissimo, questo, cioè, ancora oggi, però prima forse era più chiatto, cioè, caghissi praticamente sul tempo a passare mini moto e andava su questa. Io che invece non chiatto, non sono, qualcuno è chiatto, non si offendesse, no, però io non sono chiatto. Comunque alla fine mettere coppa motocicletta e non riuscivo a capacitarmi di come mettere, cioè come cazzo non riuscivo a capire come me la mettere coppa sta motocicletta, no? I piedi non c'entra sé, non sapevo, su un piatti invece che erano una votta, un chiattone che lo voglio bene, lo saluto, cioè comunque ci capivo che sta motocicletta, ci entrava e girava così. E dicevo, ma e poi quando i compagni miei, assieme a studiato, giravano su questo percorso, e ragazzi, ma anche mettere la coppa, e sperivo, perché mi veniva l'ansia, dicevo, aspettate un attimo, aspetta, ci morite fa pare, ora mi state parlando solo voi, e mi veniva questa ansia che non riuscivo a mettere, comunque poi ci riuscì, e mi dico che rosato, perché poi non riusciva a recuperare, che poi la motocicletta piccolina, non so, cioè perché non correva, perché la mangiava, non riusciva a recuperare. E quindi sì, un po' passavamo a piccerelli, lì tarso che un po' passavamo a fare, ma nasciamo, e dice la parola, ma nasciamo molto forte, come voleva acchiappare in velocità, ma ne cazzo di acchiappare, perché ci mettete 3 euro solo per stare in coppa a sta motocicletta. Vabbè, comunque un bel ricordo. Lorenzo Calò, dobbiamo organizzare una partita di calcio di beneficenza tra noi e Mediani, tra parentesi Casa Caratese FC e i fan del Conad, tra parentesi Conadiani United. Dobbiamo dare anche un nome ai nostri ultras, per esempio, aspetta un attimo, pezzo commento, per esempio Teste Pezzotte, Sparagnetors 94, Figli di Carlino e Vecchi MD. Anzi, questo è bello, è molto bello questa idea, mi piace. Così immaginate proprio i striscioni, sai, sugli spalti. Oppure quei murales, o poste teste matte, teste pazzotte, pure fosse bello, ma immagina una capa con una scritta Super Sandro, no? Giusto per... No, comunque. Nico Aprano, buonasera Frank, mi manna chiamate, fumo e sigarette. Ecco, questa è sempre una brutta piaga, no? Diciamo... No, a me, cioè, io, per esempio, quando fumavo... cioè, io ho fumato da grande, tra virgolette, da grande, no? Nel senso che non ho mai fumato che ero piccolo, viaggio presi, incominciai a fumare quando tenevo tipo 23-24 anni, quindi ero già diciamo, del grandicello, quindi cioè grandicello rispetto a uno di 15 anni, voglio dire, comunque erano muccoso pure, però non ho mai tenuto questo problema, questo tipo di problema di essere scamato, però mi rendo conto che secondo me è un po' brutto proprio. Essere scamatica fumo, essere una cosa brutta. Vabbè. Comunque Vittorio Maria Migliaccio dice go-kart dove? Stavamo all'epoca come si chiama, in Calabria, stavamo, cioè, mi ricordo Rossano Calabro, una cosa con che ti mandassi go-kart e ci sono pure questi mini moto, perciò mi sono ricordato. Capo state parlando solo, scusi, ho risposto a una domanda che non era per me, ma era per Antonio Mennillo che risponde Vittorio, attore del Greco. Scusate se mi sono inserito in questo vostro discorso, non dovevo rispondere io. Comunque Daristal The Viking si chiama, io sono andato al Movement di Torino, 12 ore di musica, ciao. Cioè praticamente parlate fra di voi in questa live, veramente è diventata una chat privata, ma è da chat per cazzo di cose, non lo so, e parlate fra di voi, mi fa pure i brutti figuri, io rispondo alle domande che non sono per me, vabbè. Comunque
Infatti si dibatte ancora dicendo Menillo s'hanno pigliato un ruggero che la gente in mezzo non ci torna più, e sempre con la sua è bella Andrea Menillo, già ve l'ho spiegato che è molto colorita quando si esprime, e a me veramente piace questa cosa. E Antonella Lella invece diceva una grande notizia, giovedì comincia o Cicle Rocky su Rai 3, allora me lo conferma Antonella Lella, che non me l'aveva confermato nemmeno Alessio Nick, ma invece me lo conferma lei, Antonella Lella, e sono molto contento perché, primo perché ha già capito buono, perché era una pubblicità un po' ingannevole, non si capiva buono più o meno, chissà che non è che era ingannevole, cioè pubblicizzava Rocky, però belle buone poi non so, farneticava di alcuni incontri di box, ecco. Allora sai bot, lo hanno fatto già su Italia 1, facevano tipo la canzone Rocky, mettevano le immagini di Rocky, poi vai per facevano gli incontri di box. Allora certi cioè, hanno usato Rocky per sponsorizzare questi incontri di box. Allora sai, è un po' ingannevole come cosa. Cioè, uno comunque comincia pure a fare un'età, no? Alla solita dei 33 anni, diciamo sente vecchi, diciamo sente di non capire delle cose. Allora sai, questi figli e bucchi poi fanno sti fatti, non si fanno capire manco cazzo, quindi sempre meglio essere chiari, no? Vabbè, comunque, Rocky su Rete l'ammette. Lorenzo Calò, non so se hai visto un servizio di Luca Abete, assiste a notizie ambientate a pianura in cui alcuni bambini vengono accompagnati a scuola in pulmini con nessuna norma di sicurezza. Siccome è venuto nel tuo quartiere, che ne pensi? Ma io registro servizi di Luca Abete ma guarda, è meglio che andare a prima perché, per esempio, io da un lato, di verità, penso carico, cioè un po' mi rispecchio, no? Lascia stare che mo a gestire i servizi, mo gestivano certi che rispondevano in modo molto pure loro, abbastanza così colorito, va, per dire. E a una parte penso, vabbè, chi là però andrà, c'è un discorso proprio particolare, di verità, ma musciasse pure la Wallace, si mette a parlare che una parte un coraggio, a chi là dice pure il saggio, come cazzo hanno gamba pure loro. A un altro lato pure penso però se la creatura lo so a sette, anche se io da piccolino l'ho vissuto poco pure, cioè comunque sono stato in dei pulmini, ti scaruppato, la buffame mazzata, sono stato anche io in questi pulmini fatiscenti, e non sono mai successo niente, non è che mi è scoloso, vabbè sì, tu dici la messa in sicurezza è pericoloso perché vabbè, ma chi sono pericoloso pure in strada, come ti fai capire che pigliano fuoco e baffano, cioè tutto tanto non so, queste cose a me si messa a norma, si fatta così, non lo so, sembra un po' da una città come la nostra, che comunque più o meno ci arrangiamo con un po' per tutto, non la vedo proprio una cosa gravissima da andare addirittura a fare una polemica del genere, un po' a chi si caga, sanno a buscare cose soldi con loro, e alla fine comunque fanno un servizio, alla fine serve pure, però magari mi sbaglio, magari qualcuno non lo so, un parere mio, non avevi questa tragedia, avevi cose un po' più pesanti da andare a vedere. Però, vabbè, comunque, chi è? Alessia Enigma, mi sono informato giovedì 5 novembre, ore 21:05, fa Rocky contro Apollo Rocky 1. Quindi penso che i 6 in fila saranno, sì. Allora, giovedì alle 5 novembre alle 21:05, casomai l'email, ricordami questo fatto che me lo dimenticherò, se mi fai un piacere, mi uscire un po' a Facebook, che è una cosa che muove sempre con grande piacere Rocky, tu lo sai oramai, tu lo sai perché sei anche tu un appassionato, ne abbiamo parlato un sacco di volte. Allora, Vincenzo e Lucia, che sigarette fumavi, che le contrabbande per Spagna come nostra usanza? No, sinceramente no, perché nel periodo in cui fumavo, penso poco short, no? Cioè non c'erano non si vendevano, c'era un periodo che non si vendevano più le sigarette di contrabbando, o perlomeno non era così come oggi o come tanti anni fa, nel quale i sigarette contrabbando erano proprio quasi una cosa, diciamo, legale, che mi sa non si capiva niente, proprio l'offerta a 3 stecchi Marlboro 10 euro, cioè, no, 3 pacchetti 10 euro e roba del genere. Prima era molto più, quando eri era molto più palese, mi sa visti i nuovi bancariel. Oggi diciamo che c'è stanno chi là macchiata agli angoli delle strade, che non è che tengono i cartelli 3x2 3x3, però comunque si capisce che la sigarette. Però all'epoca non ci stava questa cosa quando fumavi io, che sembra una cosa molto sfortunata, e quindi accattava il Winston Blue, ma ricordo, no aspetta, ma accattava le Camel Light, poi ho fumato pure pochi Winston, poco da Marlboro Light, così, però prevalentemente fumavo le Camel Light, le Camel Celesti, molto si fanno ancora. Comunque vado indietro con i commenti perché
Vincenzo Perrotta, quando si è bloccata una tua precedente live usciva ancora il logo di Frank e Cerone, non pensi di cambiarlo come quando trasformasti la pagina ufficiale su Facebook in Fabrizio Cerone? No, allora per esempio il canale che si chiama Frank e Cerone a me sinceramente mi fa anche piacere, perché comunque è un canale fatto che l'hanno creato Mocioia e Frank, quindi il canale YouTube Frank e Cerone a me mi piace così com'è, il nome per me deve rimanere così. Però per quanto riguarda la pagina ha dovuto cagnare perché alla fine non so, ci ha dovuto cagnare più la pagina che come si chiama, che YouTube, che invece la vedo più una cosa che può rimanere Frank e Cerone tranquilla. Vabbè, Alicmo Bastone è partito con uno dei suoi film, quindi massima attenzione, la prima sceneggiatura di Alicmo Bastone è questa qua. O Conte Carlina Cool, sarebbe una specie di parodia del Conte Dracula, immagino. 1900 a Pezzottania, sarebbe anche diciamo, una sorta di Transilvania. Carlina Cool, Ievo Zucan, Buccacci Cioconut e a mamme YouTube, pur se non era vampiro, zucava una cosa che vi lascio alla vostra immaginazione cosa poteva essere, e dovranno accirere Oscar de Cessero Conte con Adian, detto Felle Chiave. Ecco qua, attenzione, forse si è tradito all'Icmo Bastone perché ha detto quest'ultima frase Felle Chiave, che è una cosa che mo non sto ridendo sotto i baffi, perché stu Felle Chiave che lo dice sempre Marco, non è guaglione che pure segue la live, non so, perché, però la davo su Mark si è collegato troppo a live, no? E quindi mi saluto voi ciao Felli Chiave, che io lo dissi, quindi magari Alicmo Bastone ha assorbito questo Felli Chiave che l'ha usato in una delle sue sceneggiature, quindi magari non è... Però ho qualche sospetto che questa volta Alicmo Bastone potrebbe essere, e Marco potrebbe essere la stessa persona, non lo so, mo sono io malizioso con questa cosa, però Stufelli Chiava che magari avrà tradito Alicmo Bastone, non lo so. Comunque il Saba, buonasera cielo, fare altri video candid oltre alle parodie, ma che sia una cosa che sicuramente, cioè no, sicuro è a morte, però pensi sì, nel senso che a me piace fare gli scherzi, queste cose, anche se non li stiamo facendo più, però è una cosa che... Sì, sì, se ci sta cose, beh sì, sicuramente sì, va, sicuramente sì. Ma non so quando e come, però i scherzi è sempre una cosa che a me piace fare, una volta ogni tanto, perché no? Perché no? Anche se non saranno diciamo, un genere che io voglio fare proprio di seguito, come magari le parodie, ma anche le parodie mo l'hanno fatte, però non tengo nate per mano, però non è che poi io voglio fare sempre stessi poi io, ma sapete, a me piace invicagnare, fanno video, fanno e un altro. Scusate, a un posto al sole lo fa, che Antonella Lella dice a un posto al sole lo fa, non hai capito che cavolo dice. Comunque Vale Catanzaro, ci lo vedo che stai tossendo un po' spesso, bevi un po' di casadola, no? Ad sapere che io, non so perché, dopo mangiato, o dopo mangiato il pepe, non so, che quando mangio il pepe, ma capita se mi fa, so che è fastidioso, me ne scuso, però il fatto che pure la casa mi scifano tutto quanto, il BS fa, che sono sempre a fare pure peggio di come lo faccio qua. Non so, quando mangio il pepe, quando mangio non è che ci mangio il pepe stasera, perché che ci mangio stasera. No, sì, sì, un po' che pepe, ho pautato, sì, il pepe mi fa questo effetto di tossine. Vabbè, comunque, all'incompassione dice, non so un Mark, ce ne vo e strada per ingarrare l'identità. Ma io non lo so, ma vabbè, non sei Marco, ti credo, però tengo pure un sospetto su chi potresti essere tu, e il mio sospetto lo dico chiaramente, poi se tu me lo vuoi dire me lo dici, se no non me lo dici, ho il sospetto che tu forse sei Pietro Ferraro, ma non lo so, dall'altro lato tu che faccio stai facendo, no? Perché Pietro pure, che è una guaglione che pure segue la live, ci sentiamo un po' a Facebook, e ci siamo visti pure una volta, non so perché tengo pure su sospetto che tu all'ultimo passo potresti essere Pietro Ferraro, però non lo so, è un'idea mia che mi sto facendo in questo momento. Vabbè, vado un po' più indietro per vedere se ho zombato qualche commento, ma non mi sembra di averli zombato, quindi passo avanti, e infatti ci sta manco un commento, vabbè, quindi approfitto per vedere se ci sta... poi subito apri quanti spettatori, 18 spettatori, roba da chiudere, roba da chiudere la 17 addirittura, è meglio che pareva, roba da chiudere la live, da chiudere tutte, cioè da finire di fare le live. Vabbè, comunque, Alex Stabise, quando farai un raduno con Peppe e gli altri?
Ma non lo so, però Trim fa ancora chi là di Caserta, perché l'altra volta lo sai che cioè, non so se si seguite, ma Giuet, non ho detto mo fa. Quindi il prossimo sarà a Caserta, ma veramente sicuramente a sto mese di novembre l'hanno organizzato. Infatti mi scordo sempre di chiamare, di contattare a Raffaele e ci dice quando cazzo mai a Caserta per fare questo raduno qua, pure perché mo sta per di solo, mi sembra che abbiamo visto un po' il meteo e quindi si potesse pure fare. Comunque Vincenzo De Lucia, sto fatto che pare che sia una cosa in canna, mi ricordo la scena di Troisi e Lello Arena, è vero, il ricominciatore quando quando stanno in ospedale a Firenze, è vero, che sta scena di Troisi cioè no, sta Arena, che sta Lello Arena sta un po' letto all'ospedale e dice sempre vicino a Troisi che è una cosa in canna, io rompo cazzo e non lo fai, e quindi gli chiede sempre la bottiglia d'acqua che sta appoggiata sul comodino. Che cazzo scene, sì, è vero. Pasquale Crisculo, un video a Monte Carlo dove entri in un casino vestito da scaffalista MD. E mi dai tu i soldi a Monte Carlo? Se mi dai tu, Pasquale, caro, io vado tranquillamente a Monte Carlo e facciamo tutto quello che può tu. Vittorio Migliaccio, media presenti in live. Ma dice veramente, dice Sim 18, dice se veramente mai abbiamo raggiunto un picco di così pochi spettatori, mo siamo 21, appena girato, però sono veramente pochi, che veramente mi fanno riflettere e mi fanno pensare perlomeno di spostare la live, non sto paziente, non farla più no perché mi piace farla, però di spostarla al martedì perché mi rendo conto che forse le Iene, poi c'è stata pure un'altra cosa, stasera stava, come si chiama? Una cosa tipo la mafia, non ho capito, tipo a Rai 1, pure secondo me vabbè, a me non è che mi piace il fiction, però comunque una cosa abbastanza interessante, nonostante a me non mi piace, ma l'ho vissuto pure una fiction tipo un coppa mafia, un coppa camuro, non lo so, cazzo, è una cosa secondo me abbastanza interessante. Comunque Lorenzo Calò adesso mi cimento a scrivere un commento all'Alitmo Bastone, lo saluto. Tu e Roberto Carlino dovesse condurre una trasmissione chiamata Casa Caruta, speriamo, su Italia 1. La sfida si svolge tra 4 concorrenti e ognuno di loro sta dentro una casa sorretta da 4 paletti. Dovete leggere le domande appena un concorrente sbaglia risposta cade un paletto che sorregge la casa. Chi perde tutti i paletti oltre ad essere eliminato è una casa caruta. Chi vince chi conserva almeno un paletto. Vabbè, sembra sin un humor, sin cercare veramente il tetto in testa e mi pare un'idea un po' kamikaze questa qua. Vabbè, comunque, a noi la Lella, comunque per quanto riguarda a Gioconut, per me avesse a fare con me a Nutella, che vicino buca ci mette scritte divertenti, tipo all'anima della casa caruta, liberato Mocess, che mangia appena mangiata a Gioconut e così via. Ma questa è un'idea che io devi credere, non ti nego che ho avuto, vabbè, però meglio tralasciare questo argomento. Alex Stabiesi, allora Fabri a casetta ci andiamo insieme, ci incontriamo a Napoli e ci andiamo. O Fabri a me risultano 22 spettatori attuali, ma comunque sono pochi rispetto alle live che non sono mai state così numerose, sembra una cinquantina, sessantina, poi da 50 a 60 a scendere a 22 veramente stiamo scarziando malamente. Vabbè, comunque Vale Catanzaro, Lorenzo Calò geniale. Lore hai fatto pure acchiappanza con Valeria e con Valentina che purtroppo non sta qua a Napoli, quindi mi dispiace devi andare fino a Catanzaro per fare qualcosa. Comunque Pacos, ciao, scusami se mi connetto solo ora, salutami e dimmi quando fai un raduno a Lecce. Ma penso che sarà proprio quasi impossibile fare un raduno a Lecce, giusto ma lo fa a casetta figura a Lecce, ma poi penso che si venga a Lecce, si venimmo a Lecce o vengo a Lecce, stiamo soli a te. Alessio Enigma, ce lo su Facebook trovi tutto, oppure la presentazione con video, ce lo voglio essere l'amico Rocky Balboa, lo stallone caduto. A proposito di stallone caduto, oggi ho visto che è uscito anche un altro trailer di Creed, però penso che più o meno tale quale al trailer di prima. Creed sarebbe proprio tipo Rocky 7 che esce di pagina al cinema, vabbè, su cosa tra me e Alessio Enigma che ci capiamo a livello di Rocky. Vincenzo De Lucia mi porta 23 spettatori che la cessa mamma YouTube ci sta sfruttando, non potendo far saltare la connessione, ma lo potrebbe fare tranquillamente, ringraziando a Carlino, ti toglie spettatori per far chiudere la live. È vero, sì, potrebbe essere una congiura da parte della madre di YouTube per farci chiudere i battenti, ma noi non ci arrenderemo facilmente a fare un meno che non esagero, però da provare veramente a fare il martedì questa live, lo sto dicendo pure no, ma pare che l'ha dato la settimana però non mi voglio sbagliare. Però è una cosa che mi ci pensato seriamente. Emanuele Panza, come è nata questa passione per l'MD? Questa è una domanda che oramai alla quale rispondo spesso.
ma così, è nata così, per gioco, voglio dire, una cosa così per gioco. L'MD è sempre stata una cosa, cioè si proprio vogliamo parlare, no? Se proprio vogliamo parlare. Però oggi mi sono accorto che ha già studiato la televisione, che come stasera mi distraggo un po' guardando con tutta la televisione, non l'ho messa a muta, mi fa un po' distrarre e non riesco a parlare buono. Scusate, se studio manco, un po' qualche testa vecchia. Ah, se studio, credo. Ma boh, ci stanno fantasmi, non si spegne la televisione. Si è picciata una volta, addirittura io l'avevo spento. Aspettate, ma fa il fumicolo l'annanza ancora peggio, è meglio che si è appicciato ma con il coso come sta dicendo la passione per l'MD, proprio volevo parlare, è nata perché per esempio tu quando uno fa scelta l'MD appena all'epoca quando ha scelto l'MD, no? Sembrava, oggi forse non più, però prima sembrava che quando uno iva a fare spesa all'MD pareva che sembrava una missione di dire no di dire, però di comunicare, guarda, di quelli non vengono a lire, oppure ho pochi soldi, non è che pozzi a spendere, quindi vado a spendere all'MD che si paga un po' meno. Sembrava essere una cosa un po' di ammettere la propria situazione sociale, no? Diceva, poi non ne guadagna assai, quindi la spesa va a fare l'MD perché effettivamente risparmio. E quindi a me sta cosa mi ha sempre fatto un po' ridere, no? E mi sono sempre immaginate cose immaginate. Che per esempio uno va a fare spesa all'MD e poi sta a maccherina da bussare la Conad, per far vedere che sta fatta spesa a Conad, che è un po' più conosciuto e rinomato come supermercato, diciamo. E quindi, ma a me è sempre piaciuta questa difesa tra virgolette dei deboli, no? Allora, ha fatto pari, dopo l'MD, paziente, cerco di farne un ideale, no? Tra virgolette, se mi dassero un suo trami. E quindi alla fine è nata tutta questa stronza dell'MD che noi oggigiorno, sai, siamo il nostro idolo dell'MD, no? Alla fine, cioè, questa è per la spiegazione, più che so c'è una spiegazione scema, però spero che tu abbia capito. E, vabbè. Comunque, Vincenzo De Lucia la settimana scorsa la facemmo di martedì perché era Mafà e Malatì con il servizio della Tizza, che ha ragione, alle Iene, se la memoria non mi inganna. Sì, probabilmente sì, no, forse no. No, sì, hai ragione, perché la facemmo di martedì, perché l'11 c'erano visto brava la Tizzacchione capace l'11 e mezzo, che la Tizzacchione e poi ce la potevamo fare anche benissimo lunedì. Quindi abbiamo provato il martedì. E sinceramente ieri non, cioè ieri, poi dici, martedì non era proprio, non è che ci sia chissà quanta gente, no, secondo me si è un po' piccato su una casa caruta e dobbiamo rivedere la live. Vabbè, comunque, allora, Valle Catanzaro, c'era allora tu sei proprio un palazzo caruto ricostruito e caruto una volta, hai sbagliato la mia città è Crotone, ma non Catanzaro a Giuffi, pure me. Non però ci siamo, con Crotone e Catanzaro mi ha sempre fatto confusione a me. Comunque, Antonio Venillo, c'ero di che colore di capelli mi consigli? Io avevo pensato blu, ma voglio chiedere anche a te, ma blu non è male. Ma tu sei buono pure con i capelli rossi, però mi piacciono questi colori pazzi, mi piacciono, ma pure giallo stico buono, con i capelli gialli pure stavi bene, ti faceva luce, no? Ti illuminava. Però pure blu non sarebbe male. Boh, qualcuno ha tirato da ci stai scema, no? Ma perché Antonia porta a suo taglio un poco così, no? Ma uno i capelli blu sono belli, secondo me. Detto proprio, cioè, si un po' come il porto tu, no? Tutto alla Dragon Ball, no? Tipo, allora secondo me saresti pure bene. Il Sabba, c'era nel video tocca il seno 100 ragazzi a Napoli, la numero 46 mia cugina Chiara, bravo. Non mi ricordo sinceramente chi è la numero 46, comunque vabbè, che dai c'è, dice. Vabbè. Comunque Antonella Lella, c'erano sicuro come tinta di capelli, consiglia color casato e cioccolata. Sì, effettivamente prima, come si chiama, Antonia teneva tipo come a cioccolata, perché ce l'aveva gialli, però sai con un po' di crescita pareva un po' a cioccolata, perché poi lei è castana. Comunque Alex Tabise, ma parlando di giochi, perché non fai un film intitolato tipo Cerrone e i supermercati? Tu sei il protagonista e devi vincere diversi incontri per far diventare il re presente di un supermercato MD. Sì, un giorno lo faremo, se l'MD ci finanzierà, lo faremo molto volentieri. Andrea Menillo, c'è sta gente che era NAR e va all'MD, ma oggi sì, sicuramente. C'è differenza tra chi cerca lo sparagno e chi tena a cazzim e si chiagna i soldi. Sì, effettivamente è così. Anche se oggigiorno l'MD no, perché spero è diventato anche
cioè è un discount comunque, però è diventato un supermercato a tutti gli effetti, perché lascia che loro tagliano sui costi e tagliano su certe cose, no? Ma non tagliano comunque sulla qualità, perché fondamentalmente la qualità dell'MD, tranne per accusare è come un po' come tutti i supermercati, no? Più o meno, no? Stiamo là. Quindi fondamentalmente sì, poi c'è sta pure chi ha da sparagnare perché te ne produce veramente, magari te ne sorte, però ha da sparagnare lo stesso e quindi va all'MD nonostante potrebbe andare in altre sedi. Vabbè, comunque. Emanuele Panza grande, viva lo sparagno. Emanuele Panza preferisce casato con la cioccolata o il casato te? Ma sinceramente anche tutte e tre. Vabbè, comunque magari perché secondo me ha zumbato qualche commento, vediamo un po'. Vediamo un po'. Ma Giletti e Salvini sono case cadute, Pasquale Crisculo. Ma Giletti e Salvini, no, ha visto su questa polemica di Salvi, di, come si chiama, là, di Giletti, ma ne parlavo oggi con Vicenza, perché io non l'ho seguita, no, ieri a Domenica In, non lo so, a Rufais è stata trasmessa. Però io per esempio su una cosa che spiegavo una cosa a Vincenzo, dice vicino, ma io oggi ho girato Facebook, no, verso le 2, l'una e mezza, ho aperto Facebook e ho visto tutti questi commenti su Giletti, no? Su fatte sputare a Napoli, e tutte queste cose belle. E ho fatto una riflessione, perché questa riflessione la faccio spesso, e penso, ma quando parlano male in Napoli, no? Cioè noi napolitani, ma non solo noi, attenzione, questo lo fanno tutti i popoli, pure i romani, i milanesi, sono convinto di questa cosa, pure perché per esperienza personale, cioè per esempio a noi ci piace, cioè noi per esempio possiamo parlare male di noi stessi, no? Però ci dà fastidio quando altri, che magari non sono napoletani, parlano male di Napoli, no? Allora, e là ci incazziamo, però c'è là proprio cominciamo a fare Maronna, ma perché Napoli parlano sempre di Napoli, chi è il Giletti? Ma io non l'ho sentito quello che ha detto Giletti, però un po' l'ho letto, un po' a Giletti tutte le stronzate che scrivono, e quindi alla fine ho capito che un po' lui ha detto delle cose più o meno, cioè tipo la stazione, vicino alla stazione ci stanno certe zone che fanno schifo, i pullman che hanno passato, cose vere comunque di Napoli, però su fatto che la Light Giletti a noi su fatto proprio non ci può, perché noi in napoletano quindi andate a parlare male, il che è una cosa anche abbastanza giusta, però i mo ci spiegava a Vicenza, no, parla, dice mannaggia morte, dice ma possibile mai che noi, cioè facciamo caso, no, io voglio essere malizioso e penso che la Giletta ha detto questa cosa perché sa, perché sono anni, no, che come ci toccano a noi Napoli, pare che negli ultimi anni siamo diventati molto sensibili, che non vogliamo proprio che si parli in Napoli, pure perché veniamo da veramente da tante cose che hanno parlato male e cattivamente di Napoli. Allora sai, però Ricky, ma si facciamo caso, no? Giletti per esempio con malizia, mo sai che facciamo parlare male di Napoli, tanti di figli e bocchini, che sono sensibili, che passo parte, si incazzano e parlano di me. A voi perché dicono, e chi si figli e bocchini si fa pubblicità? Dice, ma che se ne fotte la pubblicità Giletti? Un cazzo che se ne fotte? Chi ne fa a Domenica In, che comunque è una trasmissione che fa un po' parra e una cosa, cioè quello, l'audience, le pubblicità, queste cose qua, loro chiuso parli loro, chiuso a busca nei sordi, come vai a fare? Allora dici, ma che si tiene questa malizia, diciamo, ma parla marino, quando tengono qua a fare, perché hanno fa, non so, hanno fa parlare un po' di loro, parlano di Napoli e quindi aizzano tutte queste cose qua, sanno che noi poi ci incazziamo, allora tutto quanto scriviamo a Facebook, Girette nella latrina, Sabine, allora si fomenta tutta questa cosa che poi fa sì che si parli di loro e quindi loro poi si prendono le loro ne giovano di questa cosa. Questa è una teoria mia, per carità, però non so, c'è a me, boh, che se pensi? Oh, vabbè, forse nel senso. Comunque, Vincenzo Lucia, Francesco Infantino, da dove scrivi? Dalla M di Valle o da Casato Town? Addirittura poi parlo, mi rendo conto che voi chattate fra di voi. Comunque, Vincenzo Lucia, no, questo già c'è. Antonella Lella, qua cielo ti guardano pure oltreoceano all'anima la statua libera caduta. Ma chi è che mi guarda all'oceano? Non sto capendo. Vado dietro con i commenti. Vabbè, comunque no, aspetta, Francesco Infantino, tanti saluti dall'America, ti sto guardando aspettando a seccare caduto che per cambiare una batteria di una macchina ci vuole un'ora. Se non hai capito, viva non hai capito, cazzetto, tanti saluti dall'America, ti sto guardando aspettando a seccare caduto che per cambiare una batteria di una macchina ci vuole un'ora.
viva l'MD. No, mi fa piacere stare seguendo all'America, ma non ci capito, tu, cioè, mi sto cercando di immaginare tu a Rustai che ti stanno cagliando la batteria della macchina, non ho capito bene questa situazione, comunque illuminaci Francesco e mi fa piacere che ci stai seguendo all'America, non so come ci fa a beccare a noi in Coppa sta diretta. Comunque vabbè, Alex Stabis, Fabi, guarda la foto che ti ho inviato in chat su Facebook riguarda Napoli e Giletti o Strunzo di Casa Caruta, aspetta, mo la vedo un attimo. Si la trovo, sì, cioè, se... Mo la trovo un attimo, aspetta un attimo, ecco qua, Alex Stabise. Intanto saluto Maria Cristina Oliva che mi scrive in chat perché evidentemente non riesce a commentare. Allora, la fotografia che sta qua, Colosseo, Roma, Napoli, Napoli è decorosa se si esce dalla centrale della stazione uno trova immondizia in tutti i vicoli e poi ci sta quello là. Ok, per esempio questo link che mi ha mandato, no? Fa vedere cioè non si può vedere, no? Poi fa vedere Giletti che dice questa cosa, poi fa vedere Roma, che è una stazione di Roma che è tutta sporca, e la stazione di Napoli che è un po' più pulita, ovviamente, cioè che fa, con la stazione dell'arte di Napoli. Beh. Ma quello che voglio dire non è che suo punto, non è che a Mari Circhi è più pulito, Roma o Napoli. Ecco. Il discorso è che Giletti ha vinto e noi stiamo facendo il suo gioco, no? Perché stiamo parlando di RIS, no? Mo su Giletti, ma noi che ci ce ne fu. Cioè, basta quando la gente parla male di Napoli, ma stesso noi parliamo male. Cioè, quindi dico io, stiamo facendo un gioco e Giletti sta facendo pubblicità. E con lui la sua trasmissione, che si pensa? Quindi, purtroppo io non lo so. Parlare di chi si parla male di Napoli, secondo me è una cosa controproducente. Vabbè, detto questo, ha creato un coppia di comment che non si aprono, ecco qua. Andò là il giovedì un Napoli, io ho nato con l'MD Land, sì, con la squadra danese che ci chiamava 3 palloni, 4 palloni la davo, non ricordo bene. Comunque Pacos mi ha riconosciuto comunque cosa oggi l'MD e cosa ami degli altri discount. In altri discount non li frequento, quindi è una domanda che alla quale non posso rispondere. Vabbè, Alessio Enigma, l'inossidabile Stallone, Rocky non muore mai. Stallone sta girando il 7° episodio della serie, si chiamerà Creed e sarà incentrato sul nipote del famoso pugile Apollo. Ma sì, lo sapevamo, Alessio, ci ha detto pure prima, però forse un mese in tutto. Vabbè, Andrea Lello, è vero, Ciro, hai fatto un'analisi lucida in coppa che la chiave che Giletti. Sì, ma che poi Giletti è una persona che può essere antipatica, che può essere così, pure a me un po' mi è antipatico, più vedo un po' che viscite, lo vedo un po', però che ciò non toglie che alla fine ci facciamo ce ne fosse questo, vabbè, Pacos, poi Ciro hai sbagliato la descrizione, ti invio la foto dopo. Ma quale descrizione? Non ho capito. Vabbè, stesso po' con salla nuda, non riesco a capire subito i messaggi. Vabbè, comunque. Volevo fare, no, volevo se eravamo cresciuti un po' di spettatori, 18 spettatori, siamo al culmine, meglio che ne breve, perché poi mi smonto quando vedo che siamo pochissimi, mi smonto un po', e quindi la prossima è meglio che ne breve proprio. Vabbè, niente, guarda un attimo un po' a Facebook che nel frattempo sono bloccati i commenti e vedo si sta qualcuno che mi scordo di salutare perché pare un po' pigliare cazziato, quindi vado a controllare, ma non vedo proprio nessuno. No, Cristiana così, Francesco Romano. Niente, no, è perché poi perché mi dispiace però già rispondere, ci no, scusate, ma ce l'hai solo mo, e quindi ora che non arrivano i commenti approfitto di questa cosa. Ma che un po' carete, va a morire si sto zumbando qualcosa. Se sto saltando qualcosa, no, sto zumbando, no, non arrivano i commenti. Vabbè, Michele Celiento, addirittura buonasera, grandissimo Michele, che se non sbaglio è Michele, tu sei vabbè, come già da ieri le live, se proprio ti ricordi bene una volta, tu entrasti nella live, io ti invitai in una delle prime live perché sapevo come si mastriava, no? Qua vicino, se sei tu Michele, che se la tua fidanzata, non mi ricordo, Giusy, la tua fidanzata si chiama Giusy se non sbaglio, correggimi se sto sbagliando. Comunque, Pacos hai scritto dalle ore 22 mentre è cominciato dalle 21, ma rispondi, mi riconosciuto, sì, tu sei Pasquale Martuscello che è la grande casa Caruti, io ti ho riconosciuto perché sei solo tu che puoi fare queste osservazioni, peraltro giuste, perché io evidentemente ho sbagliato a scrivere sì, a cheat dalle ore 22 sulla descrizione, perché a volte faccio copia e incollo da altre live, quindi non vedo anche quello che ha Giulia, in effetti ho scritto dalle 22. Ho cominciato alle ore, no, non ho cominciato alle ore 21, perché a casa Caruso perché ho cominciato alle ore 21:30, quindi ti correggo anche io a te.
mi sta scendendo qualcuno un po' a Facebook, Pasquale, Pasquale Martuscello, eccolo qua, che praticamente spero di averti riconosciuto. Allora sta, Pasquale, ma mandate una fotografia che non si... sì, che mi vuole far vedere questo fatto della descrizione. Effettivamente voglio vedere se ho scritto, se ho veramente scritto, se aggiungo alle 22, alle 22 la diretta, sì, infatti comunque faccio questi copia e incolla io molto a capicazz. Ritorniamo sui commenti della live, scusate un attimo, io sto scippando pure il computer. Hai visto nominare troppo la madre di YouTube? Ecco qua. Michele Celindo, sì, ci incontriamo pure da vicino a Via Roma, sì, stavi con la tua ragazza, che emozione, grandissimo Michele, hai visto, mi sono ricordato, grande Michele. Michele veramente è stato uno dei primi a seguire la live. Allora, Alessio Enigma, i ragazzi che vengono qui al discount MD strafogano i pezzotti. Tu non ti sei mai stancato dei pezzotti dell'MD che già conosci? Non hai l'esigenza di provare nuovi pezzotti. A dire la verità, qualche volta mi viene questa curiosità, però non avendo qui appena un Eurospin, per esempio, che diciamo a livello di pezzotto, secondo me, diciamo, potrebbe spalleggiare l'MD, perché lo so, perché me ne parlano, e quindi poi domani certi fotografie di pezzotti che non sono dell'MD ma sono dell'Eurospin, quindi alla fine sì, ma è una curiosità. E poi da Gigi sono anche entrato da Sigma, è capitato Gigi da qualche cosa, non proprio un altissimo tasso di pozzuttaggine, ma qualcosa c'era. Infatti comunque mi scaturivano il sorriso questi pezzi. E sì, sono curioso, perché poi una volta si è pure a due penny market, una volta si va a Casavatore, se non mi sbaglio, tra se tu penny market, c'è penny market era molto fornito i Pozzuttam, poi non ebbi tempo di fotografare questi prodotti, però ci sono sicuramente altri supermercati, altri discount, e sì, la curiosità c'è comunque, non vi dico bugie, da qui poi no, guarda, non è che chi sta spendendo in dalla discount, però la curiosità non posso negare che ci sta. Pacos Fragile ci fa pure scrivere, in effetti è vero. Vale Catanzaro, cioè risponde al telefono, ti sta chiamando Giletti, sì, no, su una telefono, effettivamente non credo che era Giletti, e vabbè. Comunque a Marete fa messaggi su con comment, ma no, ma effettivamente non ci sono i commenti perché siamo solo 18 noi, e quindi c'è anche un po' di... Michele Celindo viene a fare la mascotte dell'MD di Soccavo, ci sono stato là all'MD, ma ci ho fatto pari Marenne, perché c'è questo studio in amico mi ci stava, cioè ci sta ancora, però ma non ci sta più questo amico mio, e poi quando siamo là a montare qualche video, a fare qualche lavoro grafico, in pratica stava l'M di là fuori a filmare, ecco. Pasquale intanto mi riscrive su Facebook che Cerlino si meglio di cazzo pure qua, si mi sta scassando cazzo pure a Facebook il nostro come si chiama là? Il nostro Pasquale Mattuscillo da Lecce, non so se sta ancora a Lecce, è tornato a Napoli, lui fa la spola. Comunque si dice, sono tornato. Vincenzo De Lucia, voglio l'MD è il top dello sparagno, io comprai del turno all'Eurospin di Vieste ed era frascida e probabilmente scaduto da mesi. E pure Vieste è una città di mare, però poi oramai con l'industrializzazione non è che conta che tu sia una città di mare, perché fondamentalmente la città stronzata. Vabbè, comunque sì, no, mi fa piacere, ma l'Eurospin, vabbè, ma vi svelo anche questa qua. Quest'estate, quando in questo, ho lavorato per 15 giorni in questo lido privato a Paia Domizia, in pratica noi non avevamo il vitto e l'alloggio, ma alloggiavamo in una casa e in pratica ci facevamo la spesa non con i soldi nostri, però sto capo animatore, il capo alla gente ci faceva la spesa e ci cucinavamo da soli. La spesa su questo nostro capo agenzia, nonché un mio amico, la faceva all'Eurospin, quindi io per 15 giorni non solo non ho mangiato un magnello MD, ma mi sono nutrito solamente di prodotti all'Eurospin. E a già essere sincero, erano proprio assai pazzuttà, ma veramente ci stava della pasta dell'Eurospin, che veramente uno dice il body di discount, però veramente cifre, non è che faceva cifre, era una pasta che dai accorti, cioè l'angop si uscì per esempio 9 minuti di cottura, cioè tu a 8 minuti per esempio a sapore accorto la perché sennò proprio si infrascia, si squatta, cioè erano dei spaghetti, no? Che si
si squagliavano dall'acqua, capisci? C'è una cosa che, cioè, i spaghetti quando mai si squagliano dall'acqua, invece i spaghetti dell'Eurospin quasi si scioglievano e si azzeccavano, quindi era proprio, e quindi un po' ha tenuto modo di capire che certi prodotti perlomeno dell'Eurospin non erano proprio il top, altri forse erano un poco meglio, però non mi ricordo, cioè, ho voluto un po' rimuovere questo ricordo della mia vita di quest'estate, ho dovuto fare a meno delle metti. Vabbè, comunque Lorenzo Calò una volta vidi a casa di mio cugino una puntata delle avventure del mago di Dynamo su D-Max. Is e aiuta Ibiza come te, ha congellato l'acqua, sì, la registi pure quella cosa che è andata a Ibiza, l'acqua di una fontana ha fatto apparire le arance sugli alberi in primavera, sono frutti invernali, tra virgolette, magari avesse fatto apparire Roberto Carlino così avessi vinto la scommessa con Anna Furore. Vabbè, però non aggiungo la scommessa con Anna Furore, però sono andato a Sciarno, quindi magari meglio così che la storia sia andata così. Vale Catanzaro addirittura mi confessa che sua sorella fa la cassiera all'Eurospin, addirittura abbiamo proprio, vabbè, comunque tu spiala un po', facci sapere un po' qualche strategia dell'Eurospin, magari che visto che tua sorella è inserita in questo discount, così magari rubiamo qualche strategia di marketing dei nostri avversari e poi ci mettiamo in culo. Allora, ok, altri commenti? No, non sono arrivati altri commenti. No, è arrivato qualcosa un po' a Facebook. Andiamo, sto ancora a letto quando vengo a Napoli, sempre per la scuola Martuscello, ti vengo a pigliare a casa, io, Lino e Cristiano, come l'altra volta passiamo un'ora insieme. Una certa esauriti tutte e tre, veramente passammo un'ora insieme, parlavano tutte e tre, cioè tutte e tre parlavano con me, però tutte e tre contemporaneamente, ma ci non capi niente, quindi non credo che ci vedremo, che ma ci sono proprio male capo. Vabbè, comunque, andiamo a un po' a YouTube, la lentezza del mio computer è qua. Niente, giù. Vincenzo Lucia, pure i tempi di cottura sul pezzotto all'Eurospin, è vero. Vale, non dobbiamo colore, ma dobbiamo sottolineare la qualità ed elogiare mamma e Medi. No, effettivamente non lo dico proprio, dicevo, ma tu sei di parte. No, ma per carità, con la pasta LMD non è mai capitato un azzeccamento di pasta del genere. Vabbè, comunque, Raff Spart, stasera ho ritardato la diretta, continuo questa e mi vedrò la replica. Non è sì, la replica, la differita, casomai, vabbè, sì, fra poco finimmo pure perché sono le 22:22 e sinceramente sono veramente pochi e quindi arrivano pure pochi commenti, quindi ci diventa anche poco c'è anche poco da parlare quando stanno pochi commenti. Comunque voglio dire che questa cosa che a live la facciamo martedì perché secondo me su Fattor 1 potrebbe incidere, proviamo un po', proviamo a vedere se questa la cosa, quindi casomai poi veramente martedì lo possiamo anche ufficializzare da ora, prima se riusciamo a essere un po' di più, a essere così, perché sennò... Allora, Alessio Enigma, se faresti un figlio, cioè, no, non dico la di palla, però fallo tu sto figlio, perché ultimamente questa cosa del figlio diventa abbastanza cattivo quando fanno figli, fanno prima che tu questo figlio, non lo so. Scusate un attimo, l'ho perso. Se fai un figlio oltre la cultura Rupezzotto, ti farei vedere anche la saga di Rocky, questo sì. Cioè, gli farei vedere anche la saga di Rocky, un punto di domanda. Ma piglio collo se non gli fai vedere. Ecco, giù faccio vedere che è logico. Ma la giusti per 30 anni, figurati se un giorno un mio figlio non se lo vedrà. Pacos, però hai esaurito un mio desiderio non che vederti, no, lo so che hai già esaurito il desiderio tuo, ma tu mi hai fatto esaurire tu a me, però tu e i compagni tu mi hai fatto male capo, mi ricordo una giornata. Alessio Di Stasio, raduno a casetta, no, la città in Malessi forse si è collegato solo ora, ma devo contattare Raffaello perché lo vorrei fare anche in questo mese qua di novembre, perché i sacci meglio un azzo buono e quindi si potrebbe fare. Alessio Enigma si faccia no, questa c'è la ricetta. Antonella Lella, io penso che a Stuperita a pasta LMD ha avuto un crollo di vendite perché hanno accattato tutti i past, tutta la pasta rummo per aiutare a rompere l'alluvione. Non ho capito questa cosa, non ho capito questo commento perché rummo, magari è rummo, non ho capito questo termine, se puoi ripetere, vabbè. Antonio Menillo, se faresti non si può proprio sentire, che se è pure vero. No, se facessi, scusa, forse ho sbagliato a leggere, ma adesso ha scritto se facessi un figlio, non ha scritto se faresti, avrà ragione. Sta. Michele Celindra e soprattutto insegnargli come aprire le buste della spesa, quello sarebbe uno dei primi insegnamenti che dare a mio figlio già da piccolo, cioè c'è stato che dite per aprire le buste della spesa, non fargli provare questi traumi che secondo me
sono traumi che veramente poi ti porti in tutta la vita. Vincenzo Lucia, dal momento che gli spettatori sono in callo, la prossima diretta facciamo un bar, ci puzziamo i fritti, ma almeno ci beviamo una cosa una cosa a faccia degli assenteisti. Allora, Raff Art, Fabio, perché non crei l'evento su Facebook, così sicuramente chi partecipa all'evento avrà l'avviso della diretta, aumenteranno di sicuro gli utenti. No, in realtà io non ho mai fatto su, come si dice, su evento su Facebook, perché mi pare una cosa troppo poi non brutella, sono anche abbastanza pigro, però no, non so, forse che non l'ho scritto stasera, magari mo sto pensando, alla fine la scrittrice prima che faceva la di solito l'ho scritto sempre un po' prima, però boh, non lo so, forse si dice fa streata, non lo so, può essere anche questa cosa qua. Comunque la prossima volta la proveremo di martedì, vediamo un po'. Gina Lungo, sì, la live è meglio il martedì, su Retri fa pure amore criminale, e per vedere a te e a lui non capisci un cazzo, è vero, no? Ma se so io, che, per esempio stasera, l'ha già fatta la live perché a Git Segremo penso sempre che ma a fine casina faccio qui, diciamo, che non l'hai fatta, così non lo so, no? Penso, però pure io ero molto tentato, a parte le Iene, per carità, che ultimamente non è che possa piacere assai, però ero tentato da quella fiction Rai 1 su fatta una camurra, la mafia, più o meno una cosa che ti attira sempre. Poi c'è un attore come piace, che è bravo, no? Il Lago Pizzetti, Gioele, Zaccio Musica. E quindi pure io stavo un po' spruto, no? Però il martedì è la giornata che non fanno cazzo in data televisione, quindi forse è più un giorno che si potrebbe provare. Comunque proviamo, no? Proviamo. Pacos, ti ricordi biscotti mano unita? Credeva che era una merda. Non mi ricordo se ho fatto, però poco biscottiere che sì, mi pare che tu portassi certi biscotti, ne volevo perché si stiano squagliando e ci ha detto mano unita che era merda, forse è questo, non mi ricordo bene. Antonio Larella, o pastificio Rummo e Benevento, che ci hanno fatto tanta pubblicità perché è caruto Mocio vo. Non mi ricordo, ci avevano fatto la pubblicità, ma io non mi ricordo pastificio Rummo, non mi ricordo questa cosa. Rummo, lei si dice Rummo è la pasta la pasta? È la marca della pasta, la pasta Rummo, una pasta dell'MD, non lo so. Io compro sta pasta all'MD, si chiama Zimari, cioè si chiama così, quindi questa per me è la pasta dell'MD. Non so se c'è un'altra marca che si chiama Rummo. Alessio Enigma, sei Moro o Castano? Nella webcam, no, vabbè, sta webcam lo stesso, cioè proprio ti fa scuro, cioè pare tutto in nero, però no, sono su Castano, effettivamente ti scurisce questa webcam, è così uccesso, no? Che ti scurisce. Comunque, Antonio Venito, penso che fare le mattine sia la soluzione. Ok, voglio, sono d'accordo, pure io, mi fa piacere che anche voi la pensiate così, perché forse il martedì è meglio. Lorenzo Calò, stamattina mi sono svegliato alle 6:45 perché ho sentito un rumore assurdo, si è stappata una bottiglia di vetro, si è stappata, si è scassata, come se fosse una bottiglia, si è stappata proprio, come se fosse una bottiglia di champagne, il tappo ha colpito addirittura il soffitto alto 3,50 m, che non sono botti dell'MD, e beh, non lo so se saranno, se poco qualcuno ha sbattuto, non lo so, è un fenomeno abbastanza strano. I fantasmi, non lo so. Vincenzo Lucia, Rummo è la marca della pasta, è un'azienda del Beneventano e c'è il rischio che licenzino i lavoratori. No, NASA ci sta solo, mi cogliete impreparato. Pacos, Cellino, hai visto la foto che ti ho taggato Carlino vestito da Halloween? No, non l'ho vista troppo. Michele Celiento, anche mia madre compra quella pasta LMT, sì, la pasta Zimari, che poi è bello perché poi l'MD c'ha Zimari, poi tenne il nonno Beppe, quindi è un po' una famiglia, nel vero senso della parola, ci manca solo padre e mamma. Vale Catanzaro, ce lo compriamo la stessa pasta, ma se siamo all'MD è ovvio che compriamo la stessa pasta, la pasta di Zimari. Oggi sono le 22:28 e non passo fatto malaga proprio con questa pasta Zimari, pure perché aspetta un attimo, voglio leggere questo. Pagos, new titolo, il live martedì, sì è vero, perché poi un po' mi dispiacerebbe di farlo il martedì, però fa niente, dai, perché poi si chiama il live del lunedì, allora vabbè, ma noi comunque siamo paradossali, abbiamo sempre fatto i costi al contrario, quindi non sarà un problema fare di martedì una live del lunedì, pure se si chiama così, però non fa niente. Comunque, Vincenzo Luce anche per questa settimana nessuna notizia denunzia la tartuglia e cagami cazzo vero, ma come ci fai pensare? Sono pedine cioè sono pedine, sono pilastri della live, che bello buon sapere, veramente cagami cazzo già su 3 settimane, qua veramente urge quasi una denuncia alla polizia, ai carabinieri, e pur Nunzia Sarturella e Antonio Pellegrino addirittura che non si vedono, non mi scrivono, non lo so. Perdere questi spettatori è dura per me.
cioè, ma preoccupare, ormai sono gente di famiglia per noi della live, hai ragione, sto preoccupando, c'è questo, non lo so, non ne ho idea, c'è una, non lo so. Vabbè, voglio un passo fatto su questo mistero fitto di Antonio Pellegrini, Nunzio della Sartoria, vi lascio e niente, ci vediamo martedì, allora rimaniamo così, martedì facciamo una live, prima se ne si più, proviamole, non ci abbattiamo, proviamo altre soluzioni e niente, io un bacio, voglio bene, saluto, ci vediamo presto, nuovi video pure in elaborazione, ci vuole poco tempo, come al solito, quello che forse caga mio cazzo, scusatemi, quello che caga mio cazzo, l'anime che tempi, stia facendo in un colpo, meno male, eccolo qua, ma possiamo parlare di te, nel finale riesce a intervenire, guarda, ecco qua, si è fumato il telefono, caga mio cazzo, e io non lo so, qua ci stiamo preoccupando, cioè, fa bravo, uno squillo, no? Basta uno squillo, tu lo sai, che noi ci fa piacere sapere che tu ci sei, no? Più o meno, pure se ci un po' cazzo, no? Perché oramai questa è la tua politica, quindi ci fa piacere questo squillo che sei vivo, ci stiamo preoccupando, insieme a dei carabinieri, ma non ce ne sarà più bisogno. Poi spero di niente, spero che mi accatta una webcam prima di martedì, perché questa webcam mi rendo conto poi quando mi vedo che è proprio cessi, già su brutto, ma anche la webcam mi fa ancora più brutto. E vabbè, va lascio, ci sentiamo. Un saluto a tutti quelli che se la vedo sempre in differita, voglio bene. E vabbè, ciao, ci vediamo la prossima, a martedì prossimo. Ciao, ciao. Quando bolle, ciao. Ciao, ciao.